È tempo di prove libere a Sepang. Oh, pioggia malesiana. I dolori della scorsa gara verranno messi da parte dalle squadre per Gigi concentrarsi Pucci. e ottenere il Viva il massimo. Pucci. Allora, dopo questa prima gara, come ti è sembrata questa stagione rispetto agli anni precedenti? Spero che si riveli una stagione fantastica. La scuderia della Mercedes ha dimostrato di essere la più forte alla fine della sessione preliminare, ma a volte chi scatta all'inizio poi deve rallentare. Sarà Speriamo. molto difficile prevedere chi salirà sul podio. Grazie al nuovo regolamento di quest'anno possiamo dire addio a quei particolari musi che abbiamo visto sulle vetture del 2014. Le modifiche del 2014 erano state introdotte per aumentare la sicurezza delle vetture, ma nessuno Che bello, poteva Pastor. prevedere come le varie scuderie si sarebbero adattate. Le norme di quest'anno sono state irrigidite. C'è molta per tensione, rispettare un Fioi. aspetto Dove più Veneziano? Ricordo che la carriera del 2015. è sia carriera che con Verstappen, quindi tutte e due le cose messe insieme, ragazzi. Ecco, andiamo con le prove libere. Eccoci in Malesia, dove stanno Ok. le importantissime qualifiche. Eh sì, fino a male che c'è il sole con la pioggia, veramente è dura, Fioi. Del verde per cominciare. Comunque sono contento della prestazione per Veneziano e per Verstappen. Spettacolare in Malesia e prevedo un altro weekend affascinante qui a Kuala Lumpur. Abbiamo almeno 3 o 4 piloti che potrebbero essere forti contendenti per la pole position di domani, quindi è difficile prevedere chi la spunterà. Le qualifiche di oggi saranno appassionanti. 11° posto, ragazzi. È un po' incazzato, ma vabbè, dai. Va bene, va bene, va bene. Va bene l'11° posto, dai. Non delude la Mercedes. Trionfa in questa sessione. Gigi, è devastante. Le sue vetture in prima fila nella gara di domani. E chi li ferma più? Certo, se riescono a dominare la gara fino alla fine della prima curva, allora ok. Ma non dimentichiamoci dei grandi campioni che gareggiano con loro. Allora, queste telecronache di Pucci e Carraro, la Chiseo, sono fenomenali. Buon pomeriggio dal circuito di Sepang, dove piloti e monoposto sono ormai pronti a cominciare il Gran Premio della Malesia. Della Malaysia. Fulminante quello di Lewis Hamilton. Lewis. Qualifiche di ieri. Lewis Hamilton, famosissimo pilota. No, metto la telecronaca inglese, Fioi. Quando abbiamo parlato ha detto che questa sarebbe stata una grande opportunità per sì. la gara, ma avrebbe dovuto impegnarsi. Nella corsa può succedere di tutto, quindi bisogna tenere i piedi per terra fino al traguardo. Ciao. Nico ha vinto l'ultima gara con una performance che Toto Wolff ha definito di gran classe. È davvero a suo agio nel team Mercedes ed è grazie a questo che riesce a produrre prestazioni così eccellenti. Bravo. L'ultima volta Nico è stato migliore di Lewis e vuole continuare a battere il suo compagno di scuderia anche oggi. Non bisogna sottovalutare la guerra psicologica tra questi due. Combattono per la supremazia. Che bello. Vai ragazzi, Gran Premio della Malesia. Ok, miscela grassa, vai di miscela obesa e andiamo. Dai, vogliamo la bagarre, vogliamo il bagarotto, vogliamo il bagarotto. Attenzione. Kimmy, vaffanculo, Kimmy. Fa il figo sui videogiochi, Kimmy, poi non fa un cazzo nella realtà, vaffanculo. Dai, miscela obesa, miscela obesa. Occhio, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Meno male che non ho fatto danni. Pochi giri, vabbè, però non posso far così pochi giri. Cioè, dopo questi sono i risultati. Perché hanno messo la qualifica a un giro? Perché? Buono, buono, siamo quinti però, con un po' di culo, con qualche tamponamento qua e là, ma siamo quinti. E questo è quello che conta. Abbiamo Massa che è vicino, però Pippo Massa può rompere i maroni, mamma mia. E che il primo giro è completato. Carburante, stiamo su standard intanto. Guarda Massa. Che sorpasso di Pippo, ragazzi.
Come ci ha sverniciato Pippo, raga. Super giro di Pippo, attenzione anche il Grogi. Non dovrebbe piovere per un po'. Se ci sono novità ti aggiorniamo. Però non potete tamponarmi voi, però, fioi. Sbora aggressiva lì, qua che sbora. Cazzi tuoi, cioè io ero davanti, non rompermi il cazzo, Grogi. Stai recuperando su massa, prova a superarlo. Io ci provo, Beppe. Detto che tenere la pista è veramente dura, Buono, guarda qua! Vai Kuma! Il Kuma è gasatissimo, fioi. Dico, il gioco onestamente su certe cose me lo aspettavo meglio, però vabbè, dai, fioi, divertiamoci, vaffanculo tutto. Almeno ottimizzato bene, insomma, quello che mi sembra. La temperatura dei freni è quella giusta. Bravo, bene. Certo che il Grogi mi è venuto addosso lui, io sono convinto di questo, mamma mia. Larghissima, larghissima. Raikkonen ne approfitta. Carburante grasso, vai di grasso. Grasso puro, grasso puro! Ah, che sbandata. Vogliamo il grasso puro. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Da adesso il DRS è disponibile. Va bene. No. Mamma mia. Uff. Ci sta andando di lusso, che non abbiamo danni alla macchina. Mamma mia. Siamo aggressivi, fiori. Siamo aggressivi, vaffanculo. Vogliamo un cume aggressivo. Mamma mia, come tengo male la pista, però. Sì, ciao. Devi stare calmo, venezianone. Stiamo andando bene, cazzo. Siamo sesti, si gode. Proprio la frenata è cambiata in una maniera devastante. Proprio completamente cambiato. Niente da fare. No, dure. Confermo, al prossimo pit stop ti montiamo le gomme dure. Carburante standard. Niente, qua l'idea che sarà dura recuperare adesso. Rosberg ha conquistato il primo posto. Dai, fiori, sono stai box, siamo ottavi, purtroppo abbiamo perso la posizione anche da Ricciardo, da Recia. E c'è stato anche un ritiro, non sappiamo di chi, però probabilmente uno nelle retrovie. Ora i freni sono a temperatura. Basta anche il mio pacco sia a temperatura, però. Vai, sostona ai box. Dai, veloce, dai, veloce, dai. Ok, veloci, 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 veloci. Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Decimi. Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Ok, dobbiamo finire la gara chiaramente con il treno attuale. Ok, vai Cube. Spacca tutto Cube, spacca tutto. Vediamo, abbiamo più 2 carburante, tra poco vado. Un pilota della Lotus sta per rientrare ai box, la sua squadra si sta preparando per il pit stop. Finito questo, vai, ragazzi. Vai raga, siamo in lotta con Jenson Button per la 7ª posizione. Carburante. Adesso
Grasso. Lo voglio bello grasso. Dai, mancano 3 giri. Mi fa piacere. Che bello. Comunque mi hanno detto che Button ha delle penalità, quindi se ha 5 secondi di penalità sono comunque settimo in ogni caso, speriamo. Dai che la carriera comediana sta andando alla grande con il nostro Verstappen, un minorenne che domina, figli. Non riesco a prenderla in pieno su sto gioco. Madò, brutto errore. E ho le gomme andate. Però dovrebbe essere un sorpasso indolore. Perché comunque Button ha le penalità. Quello che metto l'ingegnere. Comunque sono comunque in obiettivo, quindi questo è importante. Ma proprio con le dure ho fatto comunque un calo clamoroso. Molta meno aderenza, un casino. No, cerchiamo di non perdere più di 5 secondi, magari Come, svegliati, grazie. Buono, buono. Tanta benzina ho però. Devo gestirla meglio. Ho tanta benzina. Comunque l'unico ritirato è Stevens. Ricciardo ha superato Sainz intanto dietro di noi. Speriamo di finire settimi, vediamo se veramente la penalità. Il buon Button vince ancora Nicolino Rosberg, seconda vittoria stagionale consecutiva. Complimenti a Nicolino. Grande Nicolino. Il veneziano invece ormai è stanco il Kuma, è troppo caldo in malese. Vuole consolarsi con le zoccolette malesiane. Sta arrivando anche Ricciardo, brutta gara. Vado a punti però con lo stint dure, one disaster. Veramente disastro. Adesso rischio anche di perdere la posizione da Daniel Ricciardo. Non posso cambiare traiettoria purtroppo. Il Come si butta, vai. Non ci credo. Dai. L'ho persa. Nono posto. Ho perso anche l'obiettivo forse. Speriamo della squalifica di coso. Ma puttana troia. Brutto errore. Molto arrabbiato veneziano e Verstappen. Un'altra splendida prova di Nico Rosberg porta il pilota tedesco della Mercedes al primo posto ancora una volta. Sì, ma scusa un attimo, ma che il pilota si trovi in perfetta sintonia con per 1-5 secondi. Ecco qui la combinazione perfetta. Dopo questo weekend frenetico, Che giri lenti che ho fatto però. È il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima gara. Siamo sesti, bene, buono. Quindi in questo momento per farvi capire io potrei prendere la Williams e la Red Bull come monoposto superiori. Perché sono quelli dietro a me, cioè Ricciardo e Massa. Mentre tutte le altre, Bottas, Hamilton, Raikkonen, Vettel e Rosberg, non le posso chiaramente prendere. Costruttori, siamo quarti, bene. E niente raga, un saluto del comandante veneziano, non ho capito sta cosa della squalifica, pensavo che l'avesse data, invece no. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!